Concludiamo i nostri lavori per questa mattina, per questa sessione, con l'intervento della professoressa Di Cecca, che è docente di pianoforte principale presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, è già rappresentante italiana nel direttivo dell'Associazione Europea dei Conservatori, è responsabile del consorzio Erasmus Working with Music per i tirocini post diploma a cui aderiscono 17 conservatori italiani. Prego. Allora, Ci parlerà di incontrare il terzo livello in Europa. Intanto grazie, ovviamente mi unisco ai ringraziamenti al direttore Troncone e al Conservatorio di Castelfranco Veneto. Faccio i complimenti a tutti i relatori che mi hanno preceduta e che ci hanno fatto veramente volare alto, e devo dire, parlare dopo di loro mi fa sentire piccola. Io cercherò di dare il mio piccolissimo contributo a questo tavolo. Io sono qui come coordinatrice del consorzio Erasmus Working with Music 2.0, che è una delle 3 grandi reti di cui oggi è capofila il Conservatorio di Castelfranco. Working with Music è un progetto nato già molti anni fa, nel 2010, con l'obiettivo di colmare il divario tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro nel settore musicale, aiutando i nostri giovani diplomati a entrare nella professione attraverso un'esperienza forte di tirocinio all'estero presso organizzazioni attive in ambito musicale. In poco più di 10 anni abbiamo organizzato oltre 300 tirocini per neodiplomati, coinvolgendo circa 150 organizzazioni estere. Abbiamo anche lavorato ad approfondimenti e indagini relativamente alla situazione occupazionale dei giovani musicisti italiani e abbiamo organizzato una serie di eventi, ma questa è un'altra storia. In questa slide vedete le professionalità che abbiamo accompagnato, le tipologie di enti che le hanno accolte. Sino al 2022 il capofila di questo consorzio è stato il Conservatorio di Frosinone, poi c'è stato un periodo di difficoltà perché fare il capofila in un progetto di queste dimensioni è oneroso da molti punti di vista. Ad esempio, per citare un aspetto forse quello più critico, è richiesto un enorme impegno amministrativo per garantire una gestione economica veloce che soddisfi tutti i partner, e questo può essere un problema quando il personale è poco e il lavoro è tanto. Nel 2024, il direttore Troncon e il Conservatorio di Castelfranco Veneto si sono fatti carico dell'onere, che però è anche un onore, di essere capofila di questo consorzio, e con tutti i partner abbiamo costruito il nuovo accreditamento. E così è nato Working with Music 2.0. Qui vedete tutti i partner del consorzio e vedete anche il link al nuovo sito. Quello che era stato l'obiettivo di Working with Music nei primi 10 anni di vita, ossia fare da ponte tra formazione e professione attraverso l'organizzazione di tirocini all'estero per neodiplomati, è rimasto l'obiettivo principale nel nuovo progetto. Abbiamo però deciso di ampliare le nostre attività per raggiungere quello stesso obiettivo in modo più efficace. Bene, e quindi continueremo a organizzare tirocini e anche in questo probabilmente riusciremo ad aiutare il dottorato di interesse nazionale coordinato da Castelfranco, ma stiamo anche lavorando alle docenze da impresa, cioè masterclass tenute da professionisti del nostro settore che non provengono dall'ambiente accademico ma dalla professione. Stiamo lavorando alla formazione dei docenti e dello staff e ritorneremo su questo tra un attimo, perché questa formazione è il punto di intersezione tra WWM e l'avvio dei dottorati in Italia ed è il motivo principale per cui oggi mi trovo qui. Inoltre cercheremo di favorire i tirocini di neodiplomati esteri che desiderano sperimentare la professione in Italia attraverso formule nuove di collaborazione tra i partner del consorzio, e infine abbiamo già previsto in un prossimo futuro l'allargamento delle nostre attività oltre l'Europa.
Vi dicevo prima che quello che ci interessa oggi relativamente alla tematica di questo convegno è la formazione dei docenti e più in generale dello staff dei nostri conservatori, affinché possano acquisire conoscenze e competenze in settori strategici nei nostri conservatori oggi. E cosa c'è di più strategico oggi in Italia dei nuovi corsi di dottorato? E dunque abbiamo scelto alcuni conservatori di musica con l'esperienza più lunga e più solida in Europa nei dottorati, e con loro stiamo organizzando questi periodi di formazione. A brevissimo pubblicheremo un bando al quale potranno partecipare i docenti dei conservatori partner del consorzio, e ogni conservatorio selezionerà al proprio interno le persone che riterrà più idonee per acquisire questa esperienza e per portarla all'interno delle proprie istituzioni. La nostra rete fornirà un ulteriore valore a questa esperienza, perché oltre a confrontarci con l'estero sarà possibile anche confrontarci tra di noi, in quanto alle visite parteciperanno gruppi di docenti scelti da più conservatori. D'altra parte, la forza di questo consorzio è sempre stata quella di aver creato un ambiente favorevole alla collaborazione. WWM è l'acronimo di Working with Music, è attualmente l'unico consorzio Erasmus formato da soli conservatori europei a livello europeo. C'è stato qualche altro tentativo, ma che però non è sopravvissuto nel tempo, quindi attualmente noi siamo gli unici in tutta Europa, formati da soli, un consorzio formato da soli conservatori di musica. Ritorniamo alla formazione di cui vi stavo parlando. Ci aspettiamo che sia un'opportunità preziosa, anche perché sarà possibile visitare più di un conservatorio estero e quindi anche mettere a confronto le diverse modalità di realizzazione dei corsi di dottorato. Il panorama è vario in Europa. E solo per dare un piccolo assaggio di quello che andremo a vedere e conoscere, ho cercato di sintetizzare al massimo 3 diverse situazioni, cominciando dall'Orpheus di Ghent. Il professor Fabris ci ha già parlato di Descartes, però vorrei ugualmente partire da qui, perché l'Orpheus rappresenta veramente un faro per chiunque intenda avvicinarsi sia alla ricerca artistica che ai dottorati. La nuova slide, per piacere. Ok. Il dottorato, dunque, il professor Fabris già ci ha spiegato che in realtà Ghent organizza questo dottorato, che è il Descartes, in collaborazione con una serie di altre istituzioni in Belgio e in Olanda, conservatori di musica e università. Quindi questa è, diciamo, la struttura proprio ridotta all'osso. Il dottorato si articola su 4 anni, prevede la partecipazione a 8 sessioni di lavoro nel primo anno e altre 8 negli anni successivi, con una valutazione intermedia alla fine del primo anno e una discussione finale. Il completamento del dottorato di solito comprende una o più presentazioni artistiche, concerti, esecuzioni, dimostrazioni e la discussione pubblica della tesi. Il dottorando ovviamente è accompagnato da un team di supervisione per tutto il periodo del dottorato, e qui trovate le sessioni di lavoro a cui accennavo prima. Nel primo anno ci sono 8 sessioni mensili di 2-3 giorni, durante le quali è possibile interagire con altri studenti e artisti ricercatori senior, e questo elemento collaborativo è un elemento particolarmente presente a Ghent. No? Ok, fermiamoci un attimo qui. Non è solo una possibilità, ma è quasi un obbligo, è qualcosa che è previsto assolutamente, questa forma di collaborazione continua e di incontro continuo, che è presente anche negli altri corsi di dottorato, ma che a Ghent è particolarmente presente e sottolineato. Il punto di partenza sono i progetti individuali degli studenti che vengono presentati nel corso dei primi 3 moduli, ok? Affinché possano ricevere un feedback collettivo da parte di esperti. I successivi 3 moduli sono collegati alle 3 dimensioni che caratterizzano ogni progetto di ricerca artistica, e qui vi riporto le stesse parole che trovate sul loro sito: pensare attraverso la musica, creare attraverso la sperimentazione ed esplorare in modo interdisciplinare il vasto territorio della conoscenza e della produzione di informazione.
Queste sono sfide che possono anche scoraggiare, ma che costituiscono anche delle opportunità creative ed entusiasmanti. E queste sessioni sono presiedute da membri del corpo docente di Docartes. Poi c'è il modulo, vedete, il modulo strumenti e tecniche, che serve ad acquisire competenze più pratiche e che sono alla base di ogni progetto di ricerca artistica. Si concentra su aspetti come la scrittura, la presentazione, l'organizzazione delle informazioni e la metodologia. Il colloquio è finalizzato alle presentazioni delle best practices, e ci sono poi sessioni per guidare nella scrittura e nella organizzazione individuale o collaborativa della ricerca. E poi accanto a queste sessioni introduttive, vengono offerti una serie di eventi da parte dell'Orpheus e del centro di ricerca. Negli anni successivi i dottorandi devono partecipare a 8 sessioni focus o sessioni eventi. Le sessioni sono rivolte a gruppi relativamente piccoli, sono basati sulla pratica ed è possibile scegliere le sessioni più legate alla tematica del proprio progetto di dottorato. E lo scopo è quello di aiutare a fare un passo avanti da quelle che sono le preoccupazioni iniziali, che sono quelle metodologiche, verso la stesura della tesi. Gli eventi sono organizzati dall'Orpheus e dal centro di ricerca e integrati nel curriculum di dottorato, sempre per sottolineare e facilitare questo aspetto di incontro e di collaborazione e di confronto, in modo per beneficiare della possibilità di scambiarsi i risultati delle varie ricerche artistiche. La nuova? Ok. L'Orpheus ha anche messo a disposizione di tutti un corso online gratuito, un MOOC, come introduzione alla ricerca artistica. Io davvero invito tutti a seguire questo corso. Qui ci sono anche dei dottorandi, magari lo conoscete già, però dedicate un po' di tempo a questo corso. Offre questo corso una introduzione agli strumenti, alle tecniche, alle metodologie di ricerca più rilevanti, nonché ai concetti chiave della ricerca artistica e musica, e cerca di accompagnare sino alla produzione di una buona proposta di ricerca. Qui trovate anche il link al trailer di presentazione del corso, che dura 3 minuti ed è lo stesso trailer che avevamo, che prima ci aveva proposto, poi ovviamente non c'è il tempo di vederlo, il professor Fabris. Possiamo passare alla nuova slide. Un altro programma di dottorato con una lunga storia è quello offerto dalla Lithuanian Academy of Music and Theatre di Vilnius, in Lituania. È un dottorato in arte e può essere in musica o teatro e cinema. Anche questo è organizzato in 4 anni, 240 crediti. È articolato in 8 semestri, durante i quali si lavora sempre sulla propria specialità, e sono offerte 21 diverse specialità che vanno dal pianoforte al jazz all'opera barocca, e il secondo tema costante è la ricerca artistica. Passiamo alla nuova slide. A questi 2 argomenti centrali si affiancano altri argomenti di studio che sono nei primi 5 semestri: teorie e tecniche dell'analisi musicale, metodologia della ricerca artistica, nuova musicologia e critica, ricerca e critica relative all'interpretazione e pratica di attività creativa e di ricerca. Poi c'è un semestre dedicato alla parte creativa e alla parte di ricerca di un progetto di ricerca artistica, mentre l'ultimo semestre è completamente dedicato al proprio progetto. E le lezioni per la propria specialità e per la ricerca sono individuali, mentre tutte le altre sono collettive. E anche a Vilnius l'Accademia ha un proprio centro di ricerca. Passiamo alla nuova slide. Il terzo esempio che ho preparato è relativo alla Estonian Academy of Music and Dance di Tallinn, in Estonia, che offre un dottorato in musica e teatro suddiviso in musicologia e ricerca artistica. La ricerca artistica a sua volta può essere in musica o teatro. Gli studenti di dottorato nel ramo musicale devono produrre una tesi, nel caso di dottorato in musicologia, oppure completare un progetto di ricerca artistica che di solito consiste in 4 presentazioni di opere creative, esecuzioni, registrazioni, composizioni, e una tesi scritta direttamente correlata alle 4 opere creative. Andiamo alla nuova slide. Dura 4 anni
Il progresso degli studenti è valutato una volta l'anno da un consiglio di dottorato. 180 crediti, quindi la parte importante, sono acquisiti col progetto di ricerca artistica o con la tesi di dottorato. Ci sono 30 crediti collegati a studi di base a supporto della stesura della tesi di dottorato o del progetto di ricerca artistica. Gli ultimi 30 crediti sono quelli per ulteriori studi ed esperienza pratica e possono essere acquisiti anche presso altre università. E poi c'è la possibilità di aggiungere corsi addizionali. Noi visiteremo sia Ghent, ovviamente non tutte, i vari docenti avranno la possibilità di visitare uno o più di questi conservatori. La visita di Ghent sarà associata a quella all'AIA. Vilnius è autonoma, la visita a Tallinn sarà associata alla possibilità di seguire l'EPARM, che è una piattaforma sulla ricerca artistica, l'unica piattaforma in Europa sulla ricerca artistica organizzata dall'Associazione Europea dei Conservatori. E poi visiteremo anche Linz e Graz. Insomma, questo è un piccolo assaggio di quello che potremo approfondire durante i periodi di formazione che stiamo organizzando. Tutte queste visite saranno finalizzate a riflettere sulle stesse tematiche. Come formare e supportare i dottorandi? Quali attività formative offrire? Un tema di cui non ho sentito parlare oggi, quindi questo forse è il piccolo contributo, è quando e come iniziare a interessare e poi preparare gli studenti alla ricerca artistica nel corso dei loro studi in conservatorio. In altre parole, quando e come iniziare a seminare quella curiosità che poi sfocerà nella voglia di ricerca. Probabilmente alcuni di voi conoscono i Learning Outcomes che sono stati elaborati dall'Associazione Europea dei Conservatori. È un documento a cui un gruppo di lavoro ha lavorato nei primi anni 2000 e che è stato ufficializzato nel 2009 all'interno di un più vasto lavoro che si intitolava Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programs in Music. Sono dichiarazioni di ciò che uno studente dovrebbe conoscere, comprendere ed essere in grado di fare al termine del primo, del secondo e del terzo ciclo di studi, livello di studi. Questo documento è un adattamento dei descrittori di Dublino all'ambito musicale. Nella prima edizione, questa appunto dei primi anni 2000, in analogia con quanto previsto nei descrittori di Dublino, la parola ricerca compare una volta nella sezione dedicata al secondo ciclo, con riferimento a un primo inizio di sviluppo di idee originali. Dopo alcuni anni si è sentita la necessità di rivedere e riattualizzare questi Learning Outcomes e nel 2017 è stata pubblicata una versione aggiornata. Uno degli aspetti di novità di questa seconda edizione è stata nella comparsa della parola ricerca già nella sezione relativa al primo ciclo. È un invito alle istituzioni a iniziare a gettare molto presto i primi semi della riflessione e della curiosità. Perdonatemi questa, divagazione a proposito dei Learning Outcomes, ma mi serviva per farvi capire quanto importante per noi sia anche capire come e quando iniziare a preparare la strada verso la ricerca. Ritorniamo ai dottorati e alle tematiche che saranno affrontate durante i nostri periodi di formazione. Parleremo di che tipo di ricerca realizzare nell'ambito del dottorato e del ruolo che uno strumentista può avere nel terzo ciclo, perché non è così, né scontato né diffuso nei conservatori, e questo è un aspetto così su cui bisogna un po' riflettere. Sicuramente sarà interessante e utile per noi anche sapere quali argomenti sono più graditi tra gli studenti, quali sono le metodologie più presenti, quali sono le motivazioni degli studenti sia nella decisione di intraprendere il dottorato che nella scelta della tematica e della ricerca e quando hanno maturato le proprie scelte.
sapere cosa viene prodotto nel corso delle ricerche e con quale ricaduta. E adesso c'è il secondo minuscolo, diciamo, contributo, forse, perché questo è un aspetto importante di cui si è parlato stamattina, però secondo me va sottolineato per i nostri dottorati che stanno iniziando. Informarsi su come nei diversi conservatori avviene la promozione e la divulgazione delle ricerche e cosa viene fatto per rendere la comunità accademica consapevole di cosa è la ricerca per un musicista, a cosa può essere utile, a cosa serve, e sapere come vengono valorizzate le tesi di dottorato. Vengono organizzati dei convegni, delle presentazioni, dei laboratori? Che posto ha la ricerca artistica nelle attività di produzione di questi conservatori? Queste ricerche hanno un posto nella produzione di concerti che viene fatta nei conservatori? Come vedete, gli argomenti che saranno affrontati sono tanti e abbiamo anche previsto di incontrare studenti di dottorato. Ci tengo a sottolineare che lo scopo di questa formazione che stiamo organizzando non è ricevere risposte a tutte le domande che abbiamo. Non ci aspettiamo un atteggiamento passivo da parte di chi andrà. Piuttosto a tutti coloro che parteciperanno sarà richiesto di portare le proprie idee e il proprio background, in modo che durante questa visita si possa riflettere insieme con chi ci ospiterà. L'obiettivo è fare in modo che il bagaglio culturale e di esperienza che ognuno dei partecipanti già possiede possa essere arricchito e vivificato dal confronto con chi tutto questo lo vive già da molto tempo. Grazie per l'attenzione.